Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione della rassegna stampa di sabato 8 luglio. Iniziamo quest'oggi dal Corriere delle Alpi. In prima pagina, in grande evidenza, la tragedia capitata a Santo Stefano di Cadore con l'investimento di una famiglia e la morte di 3 suoi componenti. Il titolo scelto dal giornale Quest'oggi: era sobria ma andava forte. Titolo sovrastato da un'immagine con tanti fiori depositati sul luogo della tragedia e un cartello: il paese di Santo Stefano sconvolto per il tragico incidente avvenuto nel pomeriggio del 6 luglio 2023. Affranti, ci uniamo al dolore dei familiari delle vittime, ai quali esprimiamo la nostra vicinanza. Grande partecipazione a Santo Stefano per questa tragedia che ha lasciato e lascia ancora attoniti. E il titolo che abbiamo letto, era sobria ma andava forte, indica i risultati delle prime analisi effettuate sul sangue della investitrice. Negativi gli esami sulla donna alla guida dell'auto che ha travolto e ucciso un bimbo di 2 anni, il padre e la nonna. Spiega il Corriere delle Alpi: non era ubriaca e nemmeno drogata Angelica Utter, la donna tedesca di 31 anni, quando ha investito la famiglia Antoniello in via Udine a Santo Stefano di Cadore, causando la morte di papà Marco, del figlio di 2 anni Mattia e della nonna Maria Grazia. E a questa tragedia sono dedicate anche le prime pagine del Corriere delle Alpi. Niente alcol né droga, la tedesca guidava sobria ma andava troppo forte. Gli esami alcolemico e tossicologico sono negativi, rimane l'eccesso di velocità. Non ci sarà autopsia sulle 3 vittime, atteso a breve il via libera alla sepoltura. Lunedì la convalida dell'arresto in carcere della guidatrice che si trova nella casa circondariale di detenzione di Venezia. Aperta un'inchiesta per omicidio stradale e ci sono poi varie immagini. In una di queste il Corriere delle Alpi evidenzia il luogo dell'impatto e poi a distanza di 30 e 35 metri il luogo dove si sono fermate le vittime che erano state investite. Sono in vacanza in Italia. La donna dell'Audi nera denunciata per un martello. Residente a Dagenfort risulta disoccupata. Mangiava e dormiva nella sua automobile. A Bolzano era stata aggressiva in un negozio. È apparsa strana ai carabinieri e per nulla turbata. E poi il ricordo della famiglia così gravemente segnata da questo incidente. Marco, il papà e il suo Mattia, i colleghi di lavoro del padre morto distrutti dal dolore, una persona brava, stimata. Pochi giorni fa la compagna e il figlioletto erano andati a prenderlo in ufficio. Si tratta di una famiglia residente a Favero, Veneto. Gli amici, il calcio e la bontà, il ricordo di un ragazzo d'oro. Era cresciuto tra Favero ed Ese, sgomento dei compagni di infanzia. E poi il ricordo e poi un articolo, sulla madre Elena che ha perso figlio, compagno e madre. La donna è stata privata in un attimo dei suoi affetti più cari. Lo struggente messaggio mandato al suo uomo mesi fa: un vicino lascia un biglietto, ci manca già. La gioia della mamma per il piccolo Mattia e l'unione con Marco dopo una precedente relazione. Molto legata alla madre che l'aiutava e felice per questo piccolo pargolo. E poi c'è anche un riquadro che riporta l'intervento del patriarca Moraglia, patriarca della diocesi di Venezia in cui si trova Favaro Veneto. Preghiamo per questa famiglia devastata da una grande tragedia. L'angoscia di un paese, quello di Santo Stefano di Cadore. Un tappeto di fiori nel luogo in cui è stata falciata la famiglia in vacanza, moltissimi residenti che hanno visto con i loro occhi la scena dell'incidente. E poi l'allarme lanciato del sindaco, rimasto semplice brusio di fondo. Rallentatori, autovelox, almeno dei cartelli, niente, si interverrà ora
che c'è scappato il morto. Colpite famiglie storiche del territorio, la municipalità si attiva per i funerali. In questo caso si tratta evidentemente di Favaro, Veneto, le abitazioni distante qualche chilometro, i luoghi di lavoro a poca distanza, le passioni condivise, il cordoglio dell'ex assessore regionale Chisso, residente a Ca Solaro e amico di Lucio. Sono costernato. Questo argomento della tragedia capitata a Santo Stefano di Cadore apre anche l'edizione odierna del Gazzettino di Belluno. In questo caso il titolo scelto per la prima pagina: volevamo evitare un caso Rebellin. Il procuratore di Belluno Luca spiega il motivo dell'arresto della donna a Santo Stefano di Cadore. Se non l'avessimo arrestata sarebbe potuta fuggire in Germania, come l'uomo che ha investito il ciclista Rebellin. E la foto principale è sempre dedicata a questa tragedia, fiori e messaggi sul luogo dello schianto. E poi anche in questo caso le prime pagine sono dedicate alla tragedia di Santo Stefano, l'investimento che ha provocato i 3 morti. Velocità e non ha frenato. La donna andava arrestata, e qui c'è l'articolo che riporta il parere del procuratore Luca. Il procuratore ricostruisce l'incidente: mi si gira il sangue, ho un nipote di 2 anni, ha dichiarato, e ieri anche il nuovo questore Zerilli hanno trovato la morte in un luogo di vacanza, ha sottolineato. L'investitrice non ricorda più nulla. Ha rimosso tutto, piange sempre. Il difensore avvocato ieri in carcere dalla sua assistita. È la faccia del dolore, ha dichiarato. Noi non dovevamo essere lì a quell'ora. Siamo usciti da casa prima del tempo e rinunciato a prendere la macchina. Lo racconta il nonno che si è salvato, Lucio Potente, che ripercorre quel tragico pomeriggio. Volevo attraversare. La mamma stava disponendo il figlio accanto al compagno morto. La scena straziante che si sono ritrovati davanti i pompieri. Non ci sono parole per descrivere ciò che abbiamo visto, sottolineano da parte loro i vigili del fuoco. Con il cuore spezzato per il nostro collega. Marco Antoniello, morto con la suocera e il figlio Mattia, era un bravo ragazzo, ricordano coloro che lo conoscevano. I titolari del laboratorio di falegnameria dove lavorava, una grande disgrazia. Le condoglianze alla famiglia da parte del sindaco di Marcon, erano persone conosciute nella nostra realtà. Le firme dei 100, limitare la velocità in quella strada, via Udine di Santo Stefano di Cadore. Nel 2015 una petizione aveva messo in evidenza la pericolosità della via. La prefettura rispose: i carabinieri non hanno rilevato irregolarità, ma i residenti del quartiere insistono, qui corrono come se fosse in autodromo. Mattia, Marco e Maria Grazia sono parte della nostra comunità. Chiesa piena ieri pomeriggio a Santo Stefano. Il parroco Don Paolino, l'investitrice ha bisogno di cure della provvidenza. Proclamato il lutto cittadino per lunedì. Comis dell'ANA, bisogna fare qualcosa. Manca l'asfalto, lo compra il sindaco di Santo Stefano. Meneghetti e alcuni cittadini hanno deciso di aiutare il comune in dissesto. In cassa non ci sono soldi per le buche, ci pensiamo noi, amiamo questo paese. All'inizio c'era stato un contributo di Veneto Strade, ma ora nessuno poteva intervenire per le riparazioni. L'amministrazione è vincolata a un piano che impedisce tutte le spese straordinarie fino al 2041. Annullati a causa della tragedia, sagra di piazza Baldissarrutti e l'incontro sulla sanità in montagna. Lazzeroni, presidente della Proloco: abbiamo scelto un rispettoso silenzio. De Bettin di Comelico Nuovo: sono eventi che lasciano un segno a tutti.
ma torniamo sulle pagine del Corriere delle Alpi per vedere le altre notizie dedicate alla provincia di Belluno, cominciando dalla città capoluogo. Scoppi e sondaggi in centro storico per capire gli effetti di un terremoto. Martedì, geologi al lavoro, previste chiusure al traffico. Un fucile sismico creerà onde artificiali nel cuore della città. Prevenzione e collaborazione, parole chiave del questore Zerilli. Il 58enne romane ha cominciato a lavorare a Belluno, massimo impegno e sinergia con le altre forze di polizia, ha sottolineato. Obiettivo Olimpiadi. Mi piacerebbe esserci, amo questo territorio e voglio che sia sicuro, ha fatto presente nella sua prima intervista. E poi una pagina che il Corriere delle Alpi dedica alla questione Safilo, con un'intervista a Gianfranco Moretton, presidente di Innovatec, che spiega l'operazione di acquisizione di Safilo 2. Non siamo degli sprovveduti, sottolinea, abbiamo le idee ben chiare e andremo avanti speditamente. Piano triennale, subito 50 assunti e investimenti per 10 milioni. Innovatec è l'azienda che si è detta disponibile ad assumere i lavoratori Safilo che non si trasferiranno a Telios, che è pronta ad assumerne 250 nel giro di 15 mesi. I sindacati sono per la verità un po' preoccupati perché non vedono la certezza che Innovatec riesca ad assorbire in tempi sufficientemente celeri tutte le maestranze che resteranno senza lavoro. Di qui qualche richiesta di chiarimento. E sempre per quanto riguarda l'industria e il settore metalmeccanico, sciopero ieri, adesione all'80%, in gioco il nostro futuro. Sono quasi 10.000 i bellunesi che lavorano nel comparto metalmeccanico e i segnali per l'autunno sono preoccupanti. Serve un tavolo subito. Di qui la manifestazione con anche un flash mob ieri pomeriggio davanti alla prefettura di Belluno. Andiamo avanti sempre sulle pagine del Corriere delle Alpi. GSP, tubatura risanata a Belluno senza dover scavare, tecnologia e innovazione. Si tratta di un cantiere che si trova sulla strada parallela ai binari della stazione ferroviaria. Ed eccoci a Feltre, trasloco annunciato di 4 associazioni da Palazzo Borgasio. Il nascente centro di ricerca toglie spazio all'Associazione dei Gemellaggi, a quella di Dino Buzzati, all'Isbrec e alla famiglia Feltrina. Un museo digitale raccoglie tutta la storia del Palio di Feltre. Fotografie, documenti, testimonianze, video e cartelloni sono stati catalogati e resi disponibili su una piattaforma. C'è già centinaia gli iscritti per scoprire la Valbelluna in sella alla bici gravel. L'appuntamento è per sabato 15 luglio a Feltre. Ed eccoci a Lamon. Gaio pungola il sindaco e la giunta. Non si vedono opere finite. Dal polo scolastico in via Ferd ai lavori della piazza fino alla casa dell'agricoltura. Lo storico ex primo cittadino serve una riunione pubblica per informare. I medici del CAI nei rifugi per misurare la pressione. Montagna e salute. Domani si comincia al rifugio Boz. Operaio si infortuna cadendo dal camion nel cantiere di Rasai, in comune di Seren del Grappa. Limana, Malghe chiuse a sorpresa, contenzioso, comune gestore. Il contratto scade nel 2032, ma Montegal, Canal del Gat e Van, questo è il nome di 3 malghe, sono senza guida. La sindaca De Zanet cerca una soluzione, stiamo valutando come procedere. Il comune di Sospirolo stanzia i fondi per la scuola dell'infanzia. Resta bloccata l'estensione a est per l'opposizione di alcuni privati.
E ancora da Sospirolo, domani in passeggiata da Vedana a San Gottardo. Un nuovo modo di progettare. I geologi tornano a parlare di Vajont. Il 29 e il 30 settembre l'Ordine organizzerà a Longarone un convegno sulle norme contenute nel codice degli appalti. Emblematici i casi della variante lungo il Piave e della diga del Vajont. Valle Imperina riapre e rivive grazie agli studenti del Follador di Agordo. 11 ragazzi di terza e quarta garantiranno la fruibilità del sito fino a settembre. Pre-Loran si sono preparati e sono autonomi. Speriamo che siano da esempio. Lunedì arriva a Falcade il Venezia Calcio. Boom di prenotazioni. Ed eccoci a Cortina. Chiamulera, un occhio alla guerra in Ucraina. Dedico il mio festival, una montagna di libri, a Victoria Amelina. Il patron appunto di questo festival, una montagna di libri, presenta l'edizione numero 14, spazio a narrativa, clima, montagna e intelligenza artificiale. Qui si parla di difesa e democrazia, argomenti sui quali le televisioni hanno dato il peggio, non aiutando a capire. Questo un passaggio della intervista realizzata dal Corriere delle Alpi a Chiamulera. Chi si rivede in Corso Italia Cortina. Turisti USA e giapponesi in aumento. E a Cibiana, Gosetti, SOS al prefetto, Unione Montana abbandonata e a rischio chiusura. Lettera del presidente dopo gli attriti con il commissario di San Vito. Senza servizi fondamentali siamo a rischio e i dirigenti se ne vanno. La sua sottolineatura. E dal Corriere delle Alpi torniamo al Gazzettino di Belluno. Nuovo questore per le Olimpiadi, grande evento, io ci spero. Ieri la presentazione di Francesco Zerilli, Veneto d'adozione. Qui i monti più belli del mondo, li amo d'estate e d'inverno, ha sottolineato il nuovo questore di Belluno. Guardia sempre alta, niente miracoli, l'impegno sarà totale. Sono fortunato, ha dichiarato, perché il personale è esperto e motivato. Il Vajont tra geologia e musica. Presentato il singolare progetto scientifico-culturale, fulcro delle iniziative per i 60 anni della tragedia. Sarà la terra stessa a dettare lo spartito in modo del tutto improvvisato, parlando poi di grandi opere. Siamo sempre sulle pagine del Gazzettino, eccoci nella sezione di Feltre del Feltrino. Sistemare Litis Negrelli potrebbe costare meno. L'architetto Castellari: si potrebbero spendere solo 2 milioni per l'antisismica. Per motivare la sua tesi il professionista ha portato alcuni esempi di altre scuole. Estate a Feltre, un successo ieri sera i concerti organizzati in centro città. Falcade, Lanfranco Gans a 79 anni ha riaperto il Cinema Dolomiti chiuso da anni. Dovevo farlo, lavorare in sala per me è importante, io sono dietro la macchina da quando avevo 13 anni. E dall'Alpago, da Chies, stragi del lupo. La politica è assente. La denuncia del sindaco di Chies, Gianluca Dal Borgo. Se riguardasse il Prosecco il problema sarebbe risolto, sottolinea. Il proprietario dell'asino ucciso, Luca Barattin, intendeva allestire un centro di pet therapy. Ora venderà ogni cosa. E ad Agordo, alla Luxottica, primo Family Day senza Del Vecchio. L'appuntamento è per domenica 23 in fabbrica ad Agordo. Verrà allestito un autentico Luna Park. E a Cortina d'Ampezzo, fine settimana dedicato al design, tra esposizioni e visite guidate. Domani il via a una montagna di libri che continuerà fino a inizio autunno. Pieve di Cadore, bivacco Pancera, l'inaugurazione dopo il restauro. Il programma della festa prevede l'inizio alle ore 12. Si chiude qui
questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.